A causa del periodo di siccità, anche nella nostra contrada di Bellimadore a Montorso Vicentino è stata rilevata una scarsità idrica e pertanto la società Acque del Chiampo è dovuta intervenire con delle autobotti appunto a riempire le cisterne d'acqua e per questi interventi tempestivi la ringraziamo. Precipitazioni scarse, temperature estreme ed è subito allarme siccità. Nel Vicentino si è messa in azione l'azienda Acque del Chiampo, avviando un'attività di integrazione dei serbatoi d'acqua tramite l'impiego di autobotti nelle aree collinari del territorio gestito. Nei giorni scorsi i rifornimenti hanno interessato le località Zini e Fongari nel comune di Arzignano e Bellimadore nel comune di Montorso Vicentino. La società ha segnalato un abbassamento del livello statico della falda nei pozzi di fondovalle, con valori comunque ancora lontani dai livelli di criticità registrati nelle estati del 2023 e del 2024. Invito tutti i cittadini a tenere dei comportamenti consapevoli contro gli sprechi e a rispettare le regole indicate anche dalla stessa società Acque del Chiampo.